Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati a Sport in Casa, l'appuntamento con l'informazione sportiva che vi terrà compagnia, come sempre, dal lunedì al sabato, anche per tutto il periodo estivo. Quindi siamo arrivati al rush finale per quello che riguarda i campionati di calcio dilettantistici. Ci sono verdetti che sono già stati emessi dal campo, tanto invece c'è ancora in palio e poi ci aspetta una lunga estate di calciomercato, notizie, novità, fusioni, vi terremo sempre aggiornati su tutto quello che succede appunto nel mondo del calcio dilettantistico. Questa sera però facciamo un attimo il punto della situazione proprio per quello che riguarda i maggiori campionati locali. Partiamo dalla Serie D. Per fare il punto della situazione appunto non possiamo non coinvolgere Alberto Zamprogno di Veneto Gol della Tribuna, giornalista. Buonasera Alberto, ben ritrovato. Ciao Alex, grazie per l'invito e un saluto ai telespettatori. Allora Alberto, entriamo subito nel vivo, parliamo di Serie D, un campionato che incredibilmente, possiamo dire, si è riaperto per quello che riguarda la lotta al vertice, perché l'Arzignano nell'ultimo turno ha perso in trasferta sul campo dell'Este, ne ha approfittato l'Union Clodiense Chioggia Sottomarina che ha battuto 3-0 il Cattolica. Fatto sta che adesso l'Arzignano ha solo 2 punti di vantaggio sulla Clodiense e c'è ancora lo scontro diretto da giocare. Eh sì, tra l'altro la sconfitta dell'Arzignano a Este è arrivata al 93esimo, ma soprattutto era preceduta da 3 pareggi consecutivi che per una squadra in vetta chiaramente non sono un ottimo rendimento. Tra questi pareggi anche clamoroso 3-3 con il San Martino Speme, quando invece l'Arzignano vinceva 3-0. E dal canto suo l'Union Clodiense senza strafare si è portata a -2. Dico senza strafare perché prima della vittoria che hai citato sul Cattolica, l'Union Clodiense aveva ottenuto soltanto 5 punti in 4 gare. Quindi sono tutte e due forse un pochino in calo, vista magari la lunga stagione. E nel prossimo turno l'Arzignano rischia grosso perché deve affrontare il Campodarsego, che è quinto in classifica, mentre l'Union Clodiense affronterà proprio il San Martino Spemme, già retrocesso, ma non da non sottovalutare. Assolutamente. Secondo te si deciderà tutto all'ultima giornata? Penso di sì. Adesso potrebbe addirittura esserci un sorpasso dell'Union Clodiense se guardiamo il prossimo turno, però penso proprio che si deciderà all'ultima giornata e sappiamo benissimo che il Ballarin è il campo più caldo della Serie D, però l'Arzignano penso abbia anche l'esperienza giusta, visti i giocatori, per affrontare un clima del genere. Parliamo adesso dei play-out per quello che riguarda la Serie D, play-out che vedono coinvolto il Delta Porto Tolle e l'Ambrosiana. Facciamo anche il punto qui su retrocesse appunto e squadre che invece stanno ancora lottando per la salvezza. Sì, l'ultimo turno ha un po' anche a sorpresa chiuso molti conti perché per la serie di combinazioni di risultati che si è creata abbiamo già 3 retrocesse, oltre a San Martino Speme che era retrocesso la scorsa settimana, vanno giù matematicamente anche il Cattolica e lo Spinea da terzultimo perché non può arrivare a fare il play-out per la regola dei distacchi. Per questo motivo dall'Este, sest'ultimo in su, tutte le squadre sono salve, tra cui anche il Montebelluna che giocherà in D per il 19° anno consecutivo e matematicamente è certo il play-out tra Ambrosiana e Delta Porto Tolle. Resta da capire in casa di chi. Al momento l'Ambrosiana, che è in super forma, ha sorpassato i Polesani che invece sono in crisi di risultati, ma al momento si giocherebbe a Sant'Ambrogio in Valpolicella, però mancano 2 giornate e giocare in casa è un vantaggio perché basta poi il pareggio ai supplementari per salvarsi. Assolutamente. A proposito di salvezza, domenica anche il Mestre ha festeggiato la salvezza matematica andando a pareggiare 1-1 con il Cartigliano. Parliamo allora proprio della formazione biancazzurra, parliamo del Cartigliano che dopo la salvezza raggiunta con ampio anticipo riesce anche a togliersi la soddisfazione di rimontare il gol di svantaggio contro il Mestre, di festeggiare davanti al proprio pubblico. Alberto, una battuta su la stagione del Cartigliano, come
giudichi quello che sono riusciti a fare anche quest'anno i ragazzi di Alessandro Ferronato? E io penso sia una stagione soddisfacente, non hanno mai rischiato concretamente di finire ai play-out, hanno avuto un periodo di calo tra metà febbraio e inizio aprile, però si sono salvati con 3 giornate di anticipo ed è la quarta salvezza consecutiva, se guardiamo le classifiche, in tutti e 4 gli anni sempre a metà classifica, quindi sempre molto tranquillo il piazzamento del Cartegliano. Sì, insomma, abbiamo visto anche il gol di Edoardo Di Gennaro, bomber che è rifiorito in questa primavera in via Lungobrenta. Insomma, dal Cartigliano ci spostiamo in eccellenza per andare a parlare rapidamente dello schio, impegnato in un play-out domenica fondamentale contro il Cologna Veneta. Cosa ci dici della formazione giallorossa? Ecco, lo schio, avendo chiuso terzultimo e diciamo anche scongiurando il rischio di retrocedere direttamente da penultimo, sorte che è toccata al Mozzecane, lo schio giocherà l'andata in casa contro il Cologna. I veronesi hanno però il vantaggio che in caso di parità di gol tra andata e ritorno, anche dopo i supplementari, si salveranno perché sono arrivati quartultimi. Quindi lo schio deve assolutamente vincere almeno una partita del 2 e il ritorno si giocherà il 15 maggio. Non sono ben auguranti i 2 scontri diretti in campionato perché li ha vinti entrambi il Cologna. Però insomma sono squadre che sulla carta, guardando anche i valori tecnici insomma delle due rose, sono molto simili, insomma, quindi sarà un play-out combattuto. Come la vedi, insomma? Se vuoi fare un pronostico, l'ago della bilancia da che parte pende secondo te? No, non saprei, la vedo molto equilibrata come sfida, da 1x2 proprio, da 1x2. Da tripla. Così non corriamo pericoli, da tripla. E allora adesso scendiamo in promozione, anche qui facciamo un attimo il punto della situazione. Partiamo dal girone B, dove insomma ha una manciata di minuti dalla conclusione della regular season. Insomma, il campionato per quello che riguarda il vertice sembra abbastanza indirizzato verso la vittoria della Rocca Altavilla, che è a 61 punti e 58 la Marosticense, che ha fatto un campionato veramente straordinario, la formazione di mister Glerian. Come vedi la lotta al vertice per il titolo, insomma, per la vittoria del campionato, e facciamo anche il punto per quello che riguarda i play-out. Allora, per quanto riguarda la corsa al vertice, non passa settimana in cui commentiamo delle vittorie di queste due squadre che appunto hanno una striscia lunghissima in atto di successi. Diamo un dato: la Marosticense, se arrivasse seconda, ha già la certezza matematica di essere la migliore seconda per punti dei 5 gironi. Questo è importantissimo per eventuali ripescaggi. Infatti con 58 punti sarebbe addirittura prima negli altri 4 gironi. Negli ultimi 2 turni sia l'Unione Rocca Altavilla che la Marosticense affronteranno le Torri, che sono penultime in classifica, però poi la Rocca Altavilla nel prossimo turno avrà il Montebello, che è tranquillo, mentre la Marosticense ha il Tezze, che deve ancora salvarsi. Mentre per quanto riguarda la lotta ai play-out, questo è un girone in cui non c'è nessuna squadra già retrocessa, anche l'ultima può salvarsi. È un girone in cui si va verso una retrocessione matematica per la penultima, visto il distacco potenziale dalla quintultima, però tutte se la giocano per arrivare almeno terzultimi, quindi il Marola, le Torri, il Sitland lottano per arrivare terzultimi almeno, per giocare probabilmente contro l'Alba Borgoroma il play-out, mentre il Trissino cerca di salvarsi da quintultimo. E allora adesso ci spostiamo nell'altro girone di promozione. Qui dobbiamo approfondire un attimo di più, perché qui il verdetto per quello che riguarda il titolo di campione è stato già emesso. L'Union Eurocassola si è laureata campione per quello che riguarda il girone di promozione, andando a pareggiare nell'ultimo turno 1-1 in casa contro il Vedelago. Per il presidente dell'Union Eurocassola, Stelio Carletto, si tratta del 10° campionato vinto in carriera, insomma un record di cui andare sicuramente fieri, orgogliosi. La stagione dell'Eurocassola, Alberto, anche qui ha vissuto qualche momento un po' di difficoltà, comunque la squadra
è risultata prima dall'inizio alla fine. Sì, aveva avuto un super inizio che l'ha fatta tenere in vetta anche nel periodo magari un po' di callo a fine andata. Comunque miglior attacco del girone, miglior difesa, sempre in vetta, promozione con 2 turni di anticipo insieme alla Piovese nel girone C, mentre negli altri gironi la lotta è ancora aperta. Quindi la squadra di Marco Fabian penso abbia assolutamente meritato questa promozione. Il prossimo anno si profila il derby con il Bassano. Eh sì, insomma, un derby sicuramente sentito. Per quello che riguarda invece la lotta per non retrocedere, sempre nel girone D di promozione, anche qui è bagarre, perché ci sono 3 squadre a pari punti, a 24 punti, il Valbrenta, il Graticolato Gelsi, la Curtarolese. Faccio un attimo il quadro della situazione. Ecco, qui a differenza del girone B abbiamo già una squadra intanto retrocessa, lo Zero Branco, che dopo un solo anno torna in prima categoria. Molto probabilmente, purtroppo per il Campigo, retrocederà anche il Campigo dopo 11 anni, perché il distacco dalla quintultima è molto ampio e soprattutto perché al quintultimo posto ci sono 3 squadre a 24 punti. Quindi realisticamente parlando almeno una delle 3 farà qualche punto, il Campigo retrocederà. Qui appunto c'è una bagarre. Nell'ultimo turno il Valbrenta ha avuto una pesante sconfitta proprio nello scontro diretto con il Graticolato. Il Valbrenta sembrava avesse preso lo slancio per salvarsi fino a qualche settimana fa, ultimamente è rimasto lì insomma invischiato nei play-out. E allora adesso siamo addirittura d'arrivo anche noi, il nostro quarto d'ora accademico, definiamolo così, è quasi trascorso del tutto. Abbiamo ancora un minutino per parlare di prima categoria, seconda categoria. Anche qui campionati importanti che stanno regalando tante emozioni e già qualche verdetto che il campo ha certificato. Facciamo un attimo un quadro generale anche qui, Alberto. Per rimanere nella zona, allora in prima categoria nel girone H c'è il verdetto che il Galliera ha vinto il campionato con 2 turni di anticipo, quindi salirà in promozione la squadra allenata da Alessandro Rebesco e allestita dal DS Alberto Toniolo, mentre qui sono certe le retrocessioni del Crocetta con un solo punto e del Vigo Darzere. Mentre per quanto riguarda la seconda categoria, i gironi gestiti dalla delegazione di Bassano, nel girone G si profila un prossimo fine settimana mozzafiato, perché la capolista Colceresa, che è a +3 sul 9, è attesa dallo scontro diretto. Tra l'altro il 9 stasera gioca la finale di Coppa contro il Caemo. Non ci sono ancora retrocessioni nel girone G. Mentre nel girone H la Stella Azzurra Sant'Anna è a +5 sul San Pietro Rosà, è a +5 in vetta. All'ultima giornata ci sarà proprio lo scontro diretto, però la Stella Azzurra potrebbe chiudere i conti e conquistare la promozione già nel prossimo turno. Già retrocessa la Lamonese. E insomma, per quello che riguarda la lotta al vertice di cui facevi riferimento adesso, in seconda categoria fra Colceresa e Nove, hai detto giustamente il Colceresa è primo con 3 punti di vantaggio. Ricordiamo che appunto ci sarà domenica lo scontro diretto contro il Nove, che ha il vantaggio, dovesse vincere, avrebbe il vantaggio poi dei 2 scontri diretti appannaggio dei gialloblu, perché il 9 ha battuto il Colceresa anche nel girone d'andata e ci sarebbe lo spareggio, però. Ci sarebbe lo spareggio e ricordiamo che domenica un'iniziativa che insomma ci segnala la società gialloblu, il 9 farà entrare gratuitamente allo stadio in occasione della festa della mamma tutte le mamme per insomma riempire di tifo lo stadio comunale di Nove. Alberto, non mi resta che ringraziarti per insomma la tua precisione, per la tua disponibilità. Ci ritroviamo settimana prossima per andare a commentare altri risultati, altri verdetti, chissà, qualche sorpresa. Grazie Alberto Zampronio. Grazie Alex e un saluto ai telespettatori. Un saluto a cui mi unisco anch'io. L'appuntamento con Sport in Casa è domani sera, sempre verso le 20, sempre su Rete Veneta. Grazie e buona serata.